censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera non possiamo che felicitarci perché prendiamo atto che anche Joe Biden vota Trump e quindi, come dire, dopo questa è veramente in discesa la campagna elettorale del tycoon. Ora non abbiamo fatto un aperitivo un po' lungato in redazione e vi stiamo riferendo una notizia che è diventata virale ovviamente sul web, su tutti i social, viene retweetata e ripostata all'infinito ed è la seguente: visita di Joe Biden per le celebrazioni dell'11 settembre alla stazione dei pompieri di Shanksville in Pennsylvania. Il presidente si è intrattenuto, diciamo, con un pompiere, un uomo che aveva un cappellino della campagna Trump 2024, con tanto ovviamente di hashtag, slogan MAGA, Make America Great Again. E ha fatto proprio un siparietto il presidente, perché a un certo punto ha voluto regalare lui il suo cappellino presidenziale che aveva Biden a questo supporter repubblicano, il quale gli ha risposto: me lo autografi, ti ricordi il tuo nome? E Biden è assolutamente, devo dire con intelligente ironia in questo caso, stato al gioco, ha risposto: no, non me lo ricordo, sono vecchio e sono lento. E l'altro gli ha risposto addirittura: sei un vecchiaccio. E di rimando Biden: ma anche tu ne sai qualcosa a proposito dell'essere vecchio. Non era di primissimo pelo neanche il suo interlocutore. Mi ricorda un ragazzo con cui sono cresciuto nel quartiere. Poi gli consegna il suo cappello e gli dice: ho bisogno di quell'altro cappello, indicando appunto il cappello della campagna Trump. E l'uomo glielo porge subito e lui lo indossa, si è messo in testa il cappellino Trump 2024 MAGA. Foto ovviamente che ha fatto saltare i server di tutti i social. Poi ovviamente la Casa Bianca è uscita con una nota dove ha detto che quello del presidente è stato un segno di distensione e unità in una giornata ovviamente di lutto e commemorazione per gli Stati Uniti, ed è senz'altro un'interpretazione più seria e corretta. Però questa foto non può non colpirci, cioè ci piace pensare che Joe Biden, che negli ultimi diciamo mesi se non anni aveva mostrato qualche problema di tenuta psicofisica, ma che sicuramente non è uno shock, è un politico di lunghissimo corso, è un vecchio democratico, diciamo kennediano, neanche clintoniano, che onestamente non ha molto a che fare con gli attuali esagitati woke, cioè uno che ha una formazione storica novecentesca, come dire, molto âgé, ma che abbia avuto un lampo di ironia e si sia tolto un po' un sassolino dalla scarpa, perché ricordiamo che è stato un presidente uscente proprio brutalmente scalzato dall'oligarchia del suo partito, che da un giorno all'altro gli ha detto: no, sei un non netto impresentabile, a favore di una vice molto scialba, che non si è segnalata per nessuna cosa particolare in questi 4 anni, tranne fallire sul suo dossier di competenza, che era la gestione dei flussi migratori. E insomma non crediamo che Joe Biden l'abbia presa benissimo. Allora ci piace pensare che in questo gesto di Joe Biden, che si mette il cappello della campagna di Trump, ci sia un po' anche un calcio a quell'elite democratica che si è liberata del vegliardo. In ogni caso è stato un gesto intelligente e noi lo prendiamo in parola e diciamo: beh ragazzi, se anche Joe Biden si sbilancia per Trump, traetene le vostre conclusioni. Grazie a tutti, a domattina.